Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. È molto brutto quando la Chiesa scivola su questo atteggiamento di fare della casa di Dio un mercato. Ci aiutano a respingere il pericolo, queste parole ci aiutano a respingere il pericolo di fare della nostra anima, anche che è la dimora di Dio, un luogo di mercato, vivendo nella continua ricerca del nostro tornaconto invece che nell'amore generoso e solidale. Questo insegnamento di Gesù è sempre attuale, non soltanto per le comunità ecclesiali, ma anche per i singoli, per le comunità civili e per la società tutta. Cari amici, buona domenica. Questa è una domenica particolare, la quarta di Quaresima, come la terza di Avvento. Sono chiamate domeniche della gioia, gioia, gioia. Ci fa venire in mente la canzone di Franco Califano, Non ho detto gioia ma noia, 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 basta cambiare una consonante e cambia tutto il senso, ecco, gioia o noia. Dobbiamo confessare, dirci la verità, che tanto tempo della nostra vita è noioso, ecco. La sfida è proprio questa. Possiamo veramente stare in una gioia vera, non finta, così. È possibile, carissimi amici, ma non è possibile a noi, è possibile a Dio, e a noi se ci apriamo con sincerità a Dio. Abbiamo sentito le parole di Papa Francesco di domenica scorsa all'Angelus: possiamo scivolare come Chiesa, come uomini di Chiesa, diventiamo mercanti. C'è una canzone di Claudio Chieffo bellissima, stupenda, che è un po' molto provocatoria, parla della Chiesa, ma è un rischio questo, è come una bottegaia grassa che sta facendo affari d'oro, ora si finge vedova, ora si mostra amante, compra uomini e cose e li rivende al doppio. Ma lui dice, Claudio, lo dico pure io, ma è la tua casa che io cerco, non il tuo negozio, non il tuo negozio. Per questo ho preferito la compagnia dei poveracci. Ecco, noi cristiani dovremmo essere questi uomini veramente diversi, ma diversi nell'autenticità, nella sincerità, nell'umiltà. Ecco, come Papa Francesco ci dice chiaramente, smettiamola di accusare gli altri, accusiamo noi stessi, persone autentiche, dicono confesso a Dio e a voi fratelli che sì, desidero fare il bene, ma tante volte non riesco a farlo e mi ritrovo a fare quello che io non vorrei, a fare, a dire, oppure a non fare quello che dovrei, perché questa è la verità, carissimi amici, ma lo sentiremo nel Vangelo. Il Padre Eterno non ha mandato Gesù a farci pesare ancora di più la coscienza, ma a risollevarci, a salvarci, a dire coraggio, andiamo avanti, come dice spesso Papa Francesco. Sentiamo questo intervento bellissimo. Accusare se stessi è parte della saggezza cristiana, non accusare gli altri, no, se stessi. Io ho peccato. E quando noi ci accostiamo al sacramento della penitenza, avere questo in mente, Dio grande, che ci ha dato tante cose,
E purtroppo io ho peccato, io ho offeso il Signore e chiedo salvezza. E questo piace al Signore, perché il Signore riceve il cuore contrito, perché, come dice Asaria, non c'è delusione per coloro che confidano in te. Il cuore contrito, chi dice la verità al Signore: ho fatto questo, Signore, ho peccato contro di te. Il Signore gli tappa la bocca, come il papà al figliol prodigo, non lo lascia parlare. Il suo amore lo copre e perdona tutto. Il perdono di Dio viene forte in noi a patto che noi perdoniamo gli altri. E non è facile questo, perché il rancore mette il nido nel nostro cuore e sempre c'è quella amarezza. Tante volte portiamo con noi l'elenco delle cose che mi hanno fatto. Rallegrati Gerusalemme e voi tutti che l'amate riunitevi. Ecco, Gerusalemme oggi per noi è rallegrati Chiesa di Dio, non la Chiesa negozio, la Chiesa mercato, ma la Chiesa, la comunità dei figli di Dio, dove ci rifugiamo non per nasconderci, ma per riprendere forza, per essere curati, per essere rifocillati e poi rimandati nel mondo, ecco, come pecore in mezzo ai lupi, con la forza dell'amore di Dio. La Chiesa, rallegrati Chiesa di Dio e voi tutti che l'amate riunitevi. Noi dobbiamo amare la Chiesa, non amare le nostre fragilità, ecco, le nostre debolezze, i nostri peccati, ma amare la Chiesa che è nostra madre. Esultate e gioite, perché voi che eravate nella tristezza, saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione, perché nella Chiesa c'è Gesù, che è Lui che ci invita ad avvicinarci a Lui. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Ecco, Gesù ci invita per ristorarci, restaurarci. Allora, sentiamoci quest'altro intervento di Papa Francesco, che è veramente bello, bello, bello. Ci invita veramente a vivere questi ultimi giorni di Quaresima nel modo giusto. Sentiamo. La Chiesa ci dice che le nostre opere devono convertirsi e ci parla del digiuno, dell'elemosina, della penitenza. È una conversione delle opere, fare opere nuove, opere con lo stile cristiano, quello stile che viene delle Beatitudini, di Matteo 25, fare questo. Anche la Chiesa ci parla della conversione dei sentimenti, anche i sentimenti devono convertirsi. Pensiamo per esempio alla parabola del buon samaritano, convertirsi alla compassione, no? Sentimenti cristiani, conversione delle opere, conversione dei sentimenti, ma oggi ci parla della conversione del pensiero, non di quello che pensiamo, di come pensiamo, dello stile di pensiero. Io penso con uno stile cristiano o con uno stile pagano. Questo è il messaggio che oggi la Chiesa ci dà. Ma mai manca un chiacchierone che ha incominciato a dire: ma questo è il figlio del falegname, cosa si insegna? In quale università ha studiato questo? Sì, è il figlio di Giuseppe, e incominciarono a incrociarsi le opinioni e cambia l'atteggiamento della gente e vogliono ucciderlo, dall'ammirazione, dallo stupore alla voglia di ucciderlo. Anche questi volevano lo spettacolo. Che faccia dei miracoli, quello che dicono che ha fatto nella Galilea, e noi crederemo. E Gesù spiega: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria, perché noi facciamo resistenza a dire che qualcuno di noi può correggerci. Deve venire uno con lo spettacolo a correggerci. E la religione non è uno spettacolo, la fede non è uno spettacolo, è la parola di Dio e lo Spirito Santo che agisce nei cuori. La conversione del pensiero. Non è abituale che noi pensiamo in questo.
non è abituale. Anche il modo di pensare, il modo di credere va convertito. Possiamo fare la domanda: con quale spirito io penso? Con lo spirito del Signore o con lo spirito proprio, o lo spirito della comunità alla quale appartengo, o del gruppetto, o della classe sociale alla quale appartengo, o del partito politico al quale appartengo? Con quale spirito io penso? E cercare se io penso davvero con lo spirito di Dio e chiedere la grazia di discernere quando penso con lo spirito del mondo e quando penso con lo spirito di Dio, e chiedere la grazia della conversione del pensiero. Mi fa venire in mente Papa Francesco Don Giussani, quando ci diceva e continua a dirci, a suggerirci, no? Perché la cosa bella è che i santi non ci abbandonano mai, sono come i nostri cari, ci accompagnano, sono per sempre. Don Giussani ci spinge ad osservarci in azione, non adesso che io sono qui davanti alla telecamera, faccio la predichetta. No, io non sono questo che sto qui adesso, faccio la predica, la riflessione teologica. Io, se mi osservo come mi sveglio la mattina, come mi muovo dal letto, no? Come mi preparo ad affrontare la giornata, come faccio le cose, come incontro le persone, come mi comporto, lì io scopro la mia fragilità, non solo la fragilità degli altri, ma prima di tutto la mia fragilità. Se ci osserviamo in azione, ci rendiamo conto che, amici miei, praticamente siamo tutti atei. Dio non c'entra niente con quello che pensiamo, con quello che facciamo, con quello che vediamo. Sono altre cose che c'entrano. La memoria di Dio è la memoria del Dio che si è fatto uomo. Per esempio, il venerdì stiamo facendo la Via Crucis, no? Magari ci capita anche di cantare alla Madonna, dice: Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sì, in quel momento, con la croce, che ci spostiamo da un quadretto all'altro nella chiesa, ma poi, quando il marito, quando la moglie, quando il papà, la mamma, il figlio, il fratello, la sorella, l'amico ci tratta male, le piaghe del Signore, dove sono andate? Ci sono impresse nel nostro cuore per vivere la circostanza. Ecco, qua dobbiamo riconoscerci tutti quanti mancanti. Allora, e non ci dobbiamo scoraggiare, perché Dio ha mandato nel mondo il Figlio suo non per venirci a fare pesare ancora di più la coscienza, che già è come il grillo parlante di Pinocchio, no? Che ci persegue, la vorremmo ammazzare, la vorremmo tacitare, come Pinocchio voleva ammazzare il grillo. No, Gesù è venuto per incoraggiarci, come dire: dai, sbagliando tu impari ad essere uomo, cioè ad essere figlio di Dio, non solo creatura di Dio, perché non ti sei fatto da solo, ma figlio amato di Dio. Allora gustiamoci questo Vangelo stupendo, amici miei, di oggi. Speriamo di accoglierlo. Io lo auguro a me per prima, non tanto a te che mi stai ascoltando. Sentiamolo. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato,
perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Questo Nicodemo che va di notte da Gesù a chiacchierare, a fargli qualche domanda, a cercare di capire, perché era profondamente affascinato, attratto da Gesù. Insomma, sto Nicodemo è una persona seria. Ecco, oggi è un pochettino difficile incontrare persone serie che desiderano veramente la verità, perché normalmente, amici miei, se non ci facciamo male, noi desideriamo le cosucce della vita, e le cosucce sono le comodità, i piaceri e i soldi per mettersi queste cose, insomma, acquistare un po' di potere, alimentare il proprio look di persona riuscita, perché il problema è riuscire nella vita, no? Dal Rinascimento in poi il problema è la riuscita, non è più credere in Dio, fidarsi di Dio sempre e comunque, ma il problema è fidarsi, ecco, per cui tutte ste ansie da prestazioni che abbiamo, Madonna mia, come siamo ridicoli. Allora sto Nicodemo va da Gesù e Gesù gli parla in modo particolare, un po' strano per lui, non riusciva a capire. Gesù per esempio gli diceva: caro Nicodemo, bisogna rinascere dall'alto, ecco, si può rinascere anche alla vecchiaia. Dice: ma come faccio io a rinascere? Devo entrare di nuovo nella pancia di mamma, perché rimaneva nella dimensione orizzontale, carnale, materiale. Ma noi non siamo solo materia, noi siamo spirito. I nostri corpi si deteriorano. Io sono arrivato a 60, mo a giugno vado ai 61. No, e quindi il corpo si consuma, ma lo spirito può rinnovarsi. Mi viene in mente il primo giorno di seminario di Don Giussani, lui lo raccontava, tutto triste, con le lacrime agli occhi, saluta la mamma se ne va, lui entra in seminario, passa dalla cappella, c'era la messa e sente un prete ultra ottantenne che dice quella frase in latino che si diceva una volta alla messa: ad Deum qui letificat juventutem meam, mizzica, al Dio che allieta la mia giovinezza. E lo disse con una forza. Don Giussani aveva 12 anni, 10-12 anni, già viene colpito, dice: ah, allora qua è una cosa seria, quindi anche alla vecchiaia uno può essere giovane. Questa è la sfida, perché il nostro corpo si disfà, ma riceveremo un altro corpo, il corpo glorioso, come Gesù ha ricevuto il corpo glorioso, lo stesso suo corpo, noi risusciteremo nella carne. Facciamo fatica a credere. Allora Gesù diceva queste parole strane a Nicodemo che non capiva, e poi dice queste parole di oggi, amici miei, incameriamole, fissiamole nel nostro cuore. Dice: come Mosè, ecco, perché Gesù è un ebreo, è la storia della salvezza, è la storia di questo popolo straordinario, il popolo ebreo. No, come Mosè nel deserto durante il percorso verso la terra promessa. Noi pure siamo in cammino verso il paradiso, ma lungo questo cammino verso il paradiso, amici miei, attraversiamo dei momenti in cui i serpenti velenosi ci morsicano, e quindi possiamo incappare nei briganti, possiamo incappare nei peccati, ne possiamo combinare di cotte e di crude, ne possiamo subire di cotte e di crude. Allora dice: in quel Mosè, durante il percorso, c'erano questi serpenti velenosi che mordevano le persone, e le persone morivano. Mosè si rivolge a Dio e dice: che cosa devo fare, Signore? Dice: squaglia un pochettino di rame, fai un serpente, mettilo su un'asta, dopo che qualcuno viene morso, guarda questo serpente sull'asta, il serpente di rame non muore, come un antidoto. E così, ecco, ma Gesù riprende questa immagine e dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna
c'è bisogno che sia innalzato sulla croce non più un serpente di rama, ma il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Figlio dell'uomo significa figlio di Dio, il figlio di Dio. Noi non lo capiamo, non si può stare a spiegare. Ecco, difatti dice, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco, amici miei, finché c'è vita c'è speranza, ma finché c'è vita dobbiamo stare attenti, perché chi crede o credesse di stare in piedi, di essere a posto, deve stare attento a non cadere, perché ci possiamo perdere da un momento all'altro, come ci possiamo salvare da un momento all'altro. Ecco, allora l'invito che Gesù ci fa a vegliare e a pregare è l'invito più ragionevole, l'invito pure che mi faceva papà quando mi allontanavo da casa, dice state accorto a 2 menti i piedi, state accorto, stare attenti, perché non è tutto oro quello che luccica. La strada verso il paradiso è lastricata di tante trappole, di inganni, di tante esperienze. Avete visto come rimaniamo delusi? Allora coraggio, perché Gesù è venuto per illuminare il nostro cammino, ma per affiancare il nostro cammino. Lui ci accompagna come un amico e specialmente è presente quando ci sono 2 o 3 che sono riuniti nel suo nome, incominciano a fare questa esperienza e allora si diventa forti, perché si diventa semplici. Dio ha mandato il figlio nel mondo non per condannare il mondo, assolutamente, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Perché se è vero come è vero che noi siamo stati creati per mezzo di lui, tutte le cose sono state create e quindi anche noi, specialmente l'uomo, maschio e femmina, li creò. Ecco, con questo mistero, amici miei carissimi, la libertà. Ecco, chi ne ha fatto, dico nella canzone della sigla, non si è sbagliato, aveva prevista tutta s'ambroglia, n'ha fatto liberi di sbagliare, liberi puru e in ammazzare. Chi ne ha fatto non si è sbagliato, ne cocia a tutti di giù stesso brodo, ne dona libertà, ne giracchia non già sa quadara, un den appresso. Ecco, questa è la fretta che abbiamo noi, che ho io tante volte di vedere subito. Un den appresso, ne sa aspettare. Ecco, questo è l'annuncio. E la tentazione è quella di non aspettare. Giuda è caduto in questa tentazione, non ha aspettato che Gesù risorgesse da morte, si è tolto la vita prima, si è impiccato prima. San Pietro no, ha pianto amaramente come dobbiamo piangere amaramente se ci dovesse capitare di combinare qualche guaio, fare male a noi e fare male ad altre persone. Però non sia mai cadere nella tentazione di disperare della misericordia di Dio che è infinita, perché Gesù è venuto per questo, perché non ci perdiamo, non si perda nessuno. Ecco, e lo possiamo sperare non solo per questa terra, ma anche dopo il Signore ci può salvare anche agli inferi, amici miei. Quindi non lo disperdiamo questo annuncio di oggi. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ecco, allora, carissimi amici, viviamo questa domenica della gioia. La nostra gioia deve essere una gioia vera, non la gioia che abbiamo conseguito risultati. Ben vengano, non è che diciamo, ma non è quella la gioia. Quando ritornavano i discepoli da Gesù, che lui aveva mandato a 2 e gli aveva dato il suo potere, ritornavano tutti contenti perché avevano guarito qualcuno, avevano liberato da qualche demonio, avevano aiutato persone, e tutti contenti, è successo questo. Non rallegratevi per questo, la gioia nostra non è questa, amici miei. Gesù diceva, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, ma non solamente i vostri nomi,
i nomi di tutti i figli di Dio, perché noi possiamo sperare che all'inferno ci siano il minor numero di persone possibili, ecco, che si sono voluti perdere, perché Dio non vorrebbe salvare tutti, ma se qualcuno non vuole non lo può costringere, ecco perché Gesù muore sulla croce ed è pronto ad abbracciare chiunque. Allora, carissimi amici, che questa sia la nostra gioia, la gioia di essere amati, perdonati sempre e comunque, e ci accompagni e possiamo in questa Pasqua veramente rinverdire, ringiovanire, non tanto nel corpo ma nello spirito, e diventare sempre di più bambini felici dell'amore di mamma e di papà. Buona domenica a tutti, arrivederci alla prossima. Ciao ciao. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre a puzza sotto naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.